cavalli, tesserati, risultati e numeri straordinari, una crescita significativa sotto tutti i punti di vista. È la fotografia dell'ottimo stato di salute dello sport equestre veneto che nel cuore del Parco regionale dei Colli Euganei, nella seicentesca Villa Selvatico di Battaglia Terme, ha tenuto i suoi stati generali alla presenza di tutti i vertici federali. A fare il punto Clara Campese, presidente di FISA Veneto. Parliamo di quasi 15.000 tesserati, per esattezza 14.900 erotti, di 170 circoli, più del 30% in più rispetto all'anno scorso. Il dato molto originale e molto positivo è i nuovi cavalli. I nuovi cavalli che si iscrivono ai ruoli federali, cioè con il passaporto. Questi cavalli sono 454 cavalli nuovi nel 2023, che risulta essere il 63% in più. Abbiamo 780 istruttori, di cui attivi 550, sono numeri esorbitanti, ovviamente di tutte le discipline, parliamoci chiaro. Altro dato importante è che la Regione Veneto è riuscita ad avere delle rappresentative venete in praticamente tutte le discipline. Il Veneto è in terza posizione nel panorama nazionale, dietro solo a Lombardia e Lazio per numero di tesserati. Relativamente alla statistica dei contributi federali ripartiti alle varie regioni emerge una sproporzione. Il Veneto infatti perde qualche posizione rincorrendo Lombardia, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna e Piemonte. Luci ed ombre di un settore che ha saputo tirarsi sulle maniche cercando altre risorse, come ad esempio quelle garantite dagli sponsor tecnici. Una federazione che sta conoscendo una crescita incredibile e che riesce a coniugare alla parte atletica, che ci dà sempre grandi soddisfazioni con i nostri atleti, anche tutto ciò che è legato al mondo del cavallo e che per noi rappresenta molto di più della parte sportiva, ma anche la possibilità e l'opportunità di utilizzare questo come un veicolo formidabile di scoperta del nostro territorio e di promozione turistica. Cavallo e Veneto è un binomio che si sposa perfettamente e che vogliamo fortemente incentivare, in particolar modo quest'anno in cui siamo titolati di questa onoreficenza di Regione Europea dello Sport 2024. A supportare gli importanti risultati ci sono i progetti relativi al ruolo sociale dell'equitazione. La Federazione Veneta ha già avviato lo sviluppo dell'attività sportiva equestre assistita con l'obiettivo di coinvolgere un numero crescente di ragazzi diversamente abili. L'equitazione rappresenta in modo brillante quello che sono gli architravi dello sport, il rispetto di se stessi, degli altri e delle regole. Poi non nascondiamoci che c'è l'ipoterapia che ha una funzione molto ma molto importante dal punto di vista del recupero e della socialità. Da notare che nel periodo Covid, in controtendenza rispetto a tutto l'altro sport, l'equitazione era aumentata di tesserati invece che diminuita, quindi grandi complimenti. Sta andando bene e siamo molto contenti e soddisfatti. Buone pratiche guardate con interesse anche da altri comitati regionali. Il Veneto è una delle regioni stellate della Federazione Italiana Sport Equestri, sia per i risultati sportivi, ma non solo, perché i risultati sportivi poi alla fine sono la sintesi di un lavoro che si è fatto e bisognerebbe veramente avere tante Clare Campese in giro e noi che siamo una piccola realtà regionale veniamo a copiare, perché copiare non è nemmeno una cosa brutta, bisogna imparare, guardare e migliorarsi. L'evento organizzato a Villa Selvatico è servito anche per riflettere su temi di estrema attualità, come l'inquadramento della pratica sportiva nella Costituzione italiana. Lo sport finora lo misuravamo solo come agonismo, oggi la Costituzione ci impone una visione diversa dello sport. Lo sport è maieutica, lo sport è terapia, lo sport è anche agonismo, ma non è solo agonismo. Quindi lo sport deve occuparsi di tutti i cittadini a 360 gradi, perché in fondo serve ai giovani, serve anche agli anziani, serve anche a creare poi risultati sportivi, risultati che ci fanno apprezzare nel mondo. E ancora si è parlato del binomio tra sport e natura, che nell'equitazione diventa un legame forte. Pochi sport come quello equestre realizzano una simbiosi completa tra uomo e animale e quindi in qualche modo disegnano uno scenario nel quale aspetti di naturalismo evidenti si integrano in modo completo. Tra l'altro nello scenario naturale bellissimo di questa Villa Veneta meravigliosa, con intorno a una campagna
che restituisce un po' il senso del luogo nel quale questo tipo di sport può essere praticato. Cavalli, natura e territorio poi rappresentano un legame perfetto, pensando alla zona dei Colli Euganei. Lo sport è l'equitazione che ti consente di essere a contatto con la natura e quindi vivere magari lontani dalla frenesia dei ritmi della vita cittadina e approcciarsi a territori bellissimi, autentiche perle di bellezza da un punto di vista architettonico, come appunto il Castello del Cataio del Cinquecento e Villa Selvatico, splendida opera del Seicento, in una cornice paesaggistica veramente scenografica. All'ultima edizione di Fieracavalli è stato anche firmato un protocollo d'intesa tra Ministero dell'Ambiente, Federparchi e Associazione Natura a Cavallo per promuovere la fruizione delle aree naturali protette a cavallo. Esplorare il parco a cavallo significa entrare a contatto con gli habitat naturali, sentire la pulsazione della biodiversità e questo nell'ottica di un turismo lento, un turismo sostenibile a basso impatto ambientale per la fruizione unica e sostenibile del nostro parco. E in questo contesto le splendide Ville Venete. Villa Selvatico ha aperto al pubblico le proprie porte con il chiaro obiettivo di rendere fruibile a tutti quella che per noi è una perfetta sintesi tra natura, arte e storia. La villa è aperta al pubblico tutto l'anno con un ricco calendario di appuntamenti legati al mondo dell'intrattenimento e della cultura. E poi uno degli eventi più importanti per l'intero calendario di Villa Selvatico, il tradizionale picnic di Pasquetta. Lo sport equestre veneto dunque si è raccontato in questo appuntamento che si è concluso con la presentazione del libro di Paola Del Pra, La lunga galoppata, che racconta la storia del circolo ippico trevigiano, e con la premiazione dei vincitori della Coppa del Mondo di volteggio nel Pas de Deux, Rebecca Greggio, Davide Zanella, Claudia Peterson ed Emanuele Righetto. Un 2024 dunque che sulla scia di grandi successi si annuncia ricco di sfide e di soddisfazioni. Qual è il futuro dell'equitazione veneta dunque alla luce di questi dati importanti? Il futuro è sicuramente un'ulteriore crescita, ulteriori risultati sportivi, ma aperture a nuove attività in cui il cavallo è sempre il protagonista. Parlo per esempio degli interventi assistiti con gli animali, che mi piacerebbe definire attività rieducativa e riabilitativa, nonché inclusiva, ma non nelle parole, veramente nei fatti. Un altro tema che è fondamentale, su cui il Comitato regionale, attraverso sempre il cavallo, lavorerà, è il tema della sconfitta. Abbiamo previsto degli appuntamenti con la dottoressa Bonous proprio con il tema dalla sconfitta, un'opportunità se... puntini.